Ciao, sono Sofia, ho 41 anni e sono un'imprenditrice. Perché ho aperto un negozio bio? Perché a Bolzano ho scoperto l'alimentazione bio, perché anche io, come tutti, prima ero disinformata, e dopodiché, quando ho iniziato ad informarmi e a avere a che fare con persone che hanno associato i problemi di salute all'alimentazione, anche io ho capito che veramente siamo quello che mangiamo e veramente se mangiamo bene, non mangiamo cibo spazzatura, non mangiamo porcherie, stiamo bene. Quindi se vogliamo evitare cure mediche, dottori, visite, esami di tutti i tipi, dobbiamo semplicemente ridurre il più possibile l'inquinamento che introduciamo nel nostro organismo. Dopo essere stata diversi anni fuori, sono ritornata in Sardegna per lavorare. Ho sempre fatto di tutto per mettere da parte quel gruzzoletto che mi ha permesso di rientrare poi nella mia terra e aprire io un'attività. E l'ho aperta con le mie forze, ma l'ho aperta ai minimi termini, diciamo. Perciò per me il finanziamento della Sfirs è stato una manna dal cielo, perché ho potuto crescere un pochino e differenziare il mio prodotto ancora di più. Infatti non so se avete notato, ma oltre agli alimenti e agli integratori, come vi dicevo, ho anche gli occhiali stenopeici, che non tutti li conoscono ancora, che hanno a che fare con il biologico, nel senso che questi occhiali servono per ridare la vita agli occhi. Però insomma è stato un investimento, quindi io avevo bisogno proprio di un finanziamento proprio per investire e per crescere un pochino. Tra l'altro appunto è a tasso zero, anche questo è molto importante perché qualche volta ci metti più tempo a pagare gli interessi piuttosto che il prestito, quindi va benissimo così. Quello che mi hanno dato restituirò. Il microcredito funziona sia per le aziende che devono nascere e quindi un'idea di progetto, di attività, oppure per le aziende appena nate, appena sorte o sorte da poco tempo, e quindi un aiuto per crescere, la richiesta di un aiuto per crescere. Presenti il tuo piccolo business plan, nel caso di un'azienda già aperta come la mia presenti anche un bilancio aziendale, valutano la validità, mi hanno risposto in tempi molto brevi. Ho avuto la risposta e soprattutto il finanziamento neanche dopo un mese dalla risposta, quindi in tempi celeri veramente. E la cosa bella è che per restituirlo passano 6 mesi per iniziare a restituirlo, quindi hai il tempo di organizzarti con quei soldi senza avere il pensiero di doverli subito restituire. Ho da poco festeggiato i 2 anni di attività. È stato sicuramente una scelta giusta. Intanto ho conosciuto meglio Porto Torres, nonostante io sia di Sassari, vicinissima quindi a Porto Torres. È una piccola comunità dove la cosa più bella è che con i clienti si instaura proprio un rapporto anche personale. E questa è una cosa bellissima per me, perché il rapporto umano viene prima di tutto. Sicuramente, prima del business, prima degli affari. L'idea di tenere aperto un negozio così è anche quella, di restituire un po' di umanità a una città. In fondo che cosa siamo? Mica siamo macchine. Invito tutti a seguire la propria passione. Infatti questo lavoro per me, questa attività nel mondo del biologico, per me, oltre ad essere una missione, è anche una passione. E quando fai quello che ti piace non puoi che farlo bene, perché lo fai volentieri, ogni giorno ti vengono idee nuove per portarlo avanti. È per questo che io dico: credete in voi stessi e seguite le vostre passioni. Confidando in noi stessi, la strada per andare avanti si trova sempre. Un saluto, ciao e buon lavoro a tutti.